Soprattutto perché è un ricordo di quest'estate, no? E siamo un po' tutti boomers al mare in quella stagione. Attenzione perché molti di noi boomers nelle prossime settimane ci andiamo di nuovo al mare in Egitto, paese non sicuro assolutamente, ma il mare è sicuro. Boomers al mare, la canzone di Max Lago che ci è venuto a salutare. Ciao Max! Ciao Sammy, buongiorno. Grazie per averci ricordato l'estate. Questa canzone Eh, veramente parla di ognuno di noi, è vero? è vero, è vero. Purtroppo è arrivata la brutta stagione anziché la bella stagione. No, no, ma siamo contenti, perché comunque sai che si dice sempre surriscaldamento globale, qui invece un po' di freschettino, un po' di acqua, un po' di neve, il tutto. Poi, ripeto, se uno vuole il caldo, una settimana prendi, ti fai le belle vacanze dall'altra parte del mondo dove fa caldo e puoi fare i boomers al mare. Come mai, Max, ti è venuto in mente questo pezzo? Ti senti un po' anche tu un boomers? Ma no, hai appena festeggiato il 4 dicembre, hai compiuto gli anni, auguri in ritardo. Quanti ne hai compiuti? Purtroppo 51. Allora sei un mini boomer, diciamo Un così. mini boomer. Però hai colto bene in questa canzone tante fotografie di ognuno di noi grandicello quando si è in spiaggia, è vero? È vero, è vero. Dovevo uscire per l'estate, poi purtroppo qualche modifica di qua, qualche modifica di là e ha slittato a settembre. Ma Quindi è noi, uscito a settembre. Però dovevo buono. uscire per luglio e invece purtroppo non ci sono riuscito e l'ho fatto uscire per settembre. Pazienza. Ma va bene lo stesso, Pazienza. assolutamente. Per noi ci porta, anzi, te l'ho detto, ci porta una ventata di calore, di venticello caldo che di questi tempi fa bene. Cosa stai facendo di bello, Max Lago, in questo periodo? Intanto lo diciamo ai nostri ascoltatori curiosi: Max Lago da decenni fa musica, lo trovate su tutti gli store digitali, su È YouTube. vero. Assolutamente più leggero certamente di altri artisti, ma ogni tanto un po' di leggerezza ci vuole. Cosa stai Ci combinando in vuole. questo periodo? Cosa bolle in pentola? È in pentola bolle che 99 su 100 o a gennaio o dopo Sanremo, quindi verso marzo, esce il disco. Esce il Wow! disco nuovo, quindi insomma adesso mi faccio le vacanze di Natale, mi rilasso un pochettino Fai il boomers e anche tu. poi come? Fai il boomer anche tu. Dove vai? No, rimango a casa, niente di particolare, rimango a Ok, casa a ok. festeggiare il Natale e niente, basta. E poi a gennaio o a marzo, quindi o prima di Sanremo o dopo Sanremo faccio uscire il disco. Cosa ci sarà dentro di particolare? Vuoi darci una spoilerata? Che argomenti tratti nelle prossime canzoni? Diciamo che sarà una sorpresa. Siamo Preferisco curiosi. non svelare nulla. Se cercate Quindi un po' di pazzia, un po' di leggerezza, cercate Max Lago, Boomers al mare, ma è un'intera produzione di anni e anni da ritrovare e da rilanciare su tutti i social. Max, è vero. come al solito, lo sai, quando passi da Milano le porte sono aperte, ma naturalmente un abbraccione con tanti tanti auguri di buon Natale. Anche a te, a te e a tutto lo staff faccio tantissimi auguri di buon Natale, un buon anno e anche i vostri e i miei radioascoltatori di Radio Libertà. Grazie di tutto davvero e per l'anno prossimo ci risentiremo di nuovo. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. È carinissima, è boomers al mare. Siamo un po' tutti boomers al mare, davvero, davvero. Oh cacchio, ce l'aveva in apertura Repubblica la notizia pazzesca
del tizio con il macete che minaccia la polizia e basta, l'ha tolta. Adesso che la volevo leggere non c'è più, il tizio col macete è sparito. Eccolo qua, Padova aggredisce i poliziotti a colpi d'ascia. Varin, d'ascia, non era un macete. Subito sei un po' razzista, ma in senso buono. Sicuramente non è un immigrato. Padova aggredisce i poliziotti a colpi d'ascia, arrestato il 32enne dopo essersi scagliato contro uno degli agenti che si è riparato dietro l'auto di servizio. Ha cercato di colpire anche il secondo, che gli ha sparato ferendolo a una gamba. L'uomo è accusato di tentato duplice omicidio. Cosa ci dicevo? Non è mica immigrato. Un uomo armato di una grossa ascia ha tentato di aggredire 2 poliziotti a Padova ed è stato arrestato all'alba per tentato duplice omicidio. Il 32enne cittadino nigeriano, dopo essersi scagliato contro uno degli agenti che si è riparato dietro l'auto di servizio, ha cercato di colpire anche il secondo, che gli ha sparato alcuni colpi ferendolo a una gamba. L'uomo, subito soccorso e sedato, è stato portato in ospedale. Tutto è iniziato intorno alle 4 di mattina, quando alla sala operativa della questura è arrivata la segnalazione di un uomo che brandiva una grossa ascia per strada in stato di agitazione. Sul posto sono arrivate le pattuglie della polizia, che per circa 50 minuti hanno cercato di calmare l'uomo e di indurlo a lasciare l'accetta. Nel frattempo sono arrivati anche i carabinieri, la polizia, oltre ad un'ambulanza. Gli agenti hanno cercato di usare lo spray al peperoncino e poi il taser, ma senza successo. Verso le 5 l'aggressione. L'uomo si è scagliato prima contro un poliziotto, poi contro un ispettore delle volanti, che dopo avergli intimato l'alta ha usato la pistola di ordinanza sparandogli alle gambe. L'ambulanza lo ha portato in ospedale, dove è stato sedato e medicato. Oltre all'ascia, l'uomo aveva con sé 2 coltelli, uno a serramanico e uno svizzero. Naturalmente a voi ogni pensiero, con il buongiorno rinnovato. Sammy Varina al 340 6709 659. Però alla fine l'hanno scritto quelli di Repubblica che l'uomo era un nigeriano. Oh, come promesso, i vostri WhatsApp. Non vado da nessuna parte se non leggo i vostri messaggi. Lo sapete, io sono reduce dalla rassegna stampa, in onda dalle 7.30 alle 9.30. Gli argomenti che ho messo sul tavolo erano moltissimi, dal congresso della Lega Lombarda, che ha incoronato il capo della Lega Massimiliano Romeo, a Vasco Rossi contro Matteo Salvini, alla manovra economica, certamente alle novità della manovra con gli emendamenti del governo, puntini, sentiamo i vostri WhatsApp. Ce n'è subito uno orale, un inoltrato. Cosa vuol dire? Che l'hai inoltrato anche ad altri? Io sono geloso. Che dice questo? Sul cursore, vai, sul cursore. Ah, proprio non parla lui. È inoltrato, ma è muto. È una canzone, va bene, la sentiamo un'altra volta, la canzone dopo. Aspetta un po'. La Meloni ha autorizzato l'aumento del canone Rai. È vergognoso, la Meloni. Insomma, è vero che 20 euro non cambiano la vita a nessuno, ma sarebbe stato giusto lasciare alle persone con pochi soldi, che non ai soliti ricchi. Perché non hanno abbassato lo stipendio ai dipendenti di Rai, Mediaset, La 7 e così via? Vero è che il canone si abbassava però anche ai ricchi, dobbiamo dirlo. Marila da Caspoggio, un tossicodipendente non ha la forza di mettersi al volante, ma tanti dello sballo del sabato sera purtroppo sì. Vasco e Sinistri non comprendono che questa norma è forse il primo provvedimento serio al contrasto alla droga. Spacciatori e mafia protestano. Chiaro che se ne parlava anche prima in redazione, capire un attimo, cioè se ti fanno l'esame e tu ti sei drogato, nel senso che hai fumato uno spinello la settimana prima e te ne ritrovano ancora addosso, non di spinelli ma di sostanze nel tuo corpo, non penso ti tolgano la patente, cioè sarà una quantità minima, ecco, forse va chiarita questa cosa, punto di domanda, chiariamola, anche attraverso i vostri pareri al 340 6709 659. Lo sapete, questa è una radio anche pensatoio del centrodestra e non soltanto, perché so che molti di voi lo spinello se lo fanno anche se votate Lega. Io non ho la tessera del partito di Salvini e ne vado fiero. Roma ladrona sempre, Bergamo nazione. Bergamo nazione, però Bergamo piddina più che mai, anzi
sono usciti i nuovi dati e Bergamo è la provincia in cui si vive meglio secondo la classifica del Sole 24 Ore. Ciapala lì, è amministrata dal PD. Forse dobbiamo tornare a occuparci un po' di più anche di queste città. Buondì, Vasco ha il denaro per pagarsi multe, soprattutto per disintossicarsi, c'è già passato parecchie volte, nelle migliori cliniche. Ciao e buona Padania sempre. Eh sì, Monica, dobbiamo tornare anche a dire buona Padania. Complimenti vivissimi a Massimiliano Romeo. Salvini è sempre il leader della Lega, lo vogliamo assolto e libero. Ricordiamo, questo venerdì sapremo se andrà in galera oppure no Salvini. Stop alla guida a chi beve, chi si droga e chi usa il telefonino, scrive Battista. Ma come siete bacchettoni! Vasco, che una volta era un cantante e mi piaceva, adesso che ha il soldo della sinistra che gli ha confezionato il concerto in diretta TV, adesso deve dire quello che gli viene scritto. Era un ribelle, ora è uno zerbino, scrive Corrado da Treviso. Vasco ha il soldo della sinistra o la sinistra ha il soldo di Vasco? Non so chi c'ha più soldi. A Vasco interessa solo vendere dischi, anche se adesso lo vedo un po' rinco, scrive Pietro. Beh, fatto sta, ragazzi, che Vasco Rossi, chi non ha comprato un disco di Vasco Rossi, chi non lo è mai, perché tu lavori in radio e ti li senti senza comprarli, è troppo comodo sta cosa. No, scherzi a parte, ci andiamo ai concerti di Vasco. Io conosco molti leghisti, anche qui in Bellerio, che vanno ai concerti di Vasco. Anch'io, sinceramente, ci sono stato a qualche concerto di Vasco. Non vorrei che cominciasse a fare il Venditti della situazione. Cioè, a Venditti glielo lasciamo fare il comizietto, poi se la prende anche con quelli in carrozzina, e lo sappiamo, poverino, no, scherzo, è fatto così, ci mancherebbe. Non è che adesso anche Vasco comincia a fare il comiziante nei concerti che noi paghiamo per ascoltare. Punto di domanda. Mi raccomando, sto aspettando i vostri WhatsApp 340 6709 659. Certo, anche i monopattini con il casco. Avete una goduria irrefrenabile quando vedete il tizio in monopattino che ha dovuto mettere il casco, che votava sicuramente 5 Stelle. Scherzo. O monopattini guidati da ineducati irresponsabili, sono pericolosissimi, ma servono i controlli dei vigili. Fare leggi nuove, alzare da pazzi le multe non è giusto né sufficiente. E ancora, Sammy come cantante non è mai stato il massimo, per esempio, che ha sempre trasmesso ai giovani, perciò a me personalmente mi lasciano indifferenti le polemiche di Vasco, ma d'altronde da persone di sinistra non puoi aspettarti di meglio. Sì, Vasco Rossi comunque anche negli scorsi mesi si era fatto sentire come elettore, tra virgolette, del PD. Ma ci rendiamo conto che siamo a un passo da una dittatura di sinistra o abbiamo bisogno di una prova concreta? Ma scusa, ancora, il signor Ruffini rivendica il diritto di dire le sue ragioni che a chi gliene nega, visto che le ha dette, però dov'era quando noi Novax rivendicavamo le nostre ragioni che ci venivano sistematicamente negate? E ancora, Sammy, pensi che il Rossi Vasco riesca a ragionare con tutte le canne che si fa? Sarà preoccupato perché non riesce più a guidare? Che vada pure in Svizzera, poi vede, io c'entro tutti i giorni e la polizia controlla il territorio in modo capillare. In autostrada per 60 km ci trovo 4-5 macchine della polizia. Lì poi non puoi certo permetterti di fare il bullo con un poliziotto che gira con la pistola, perché subito ti ritrovi in galera, mi scrive Dani. Finalmente una bella multa per chi parcheggia abusivamente sopra il parcheggio dei disabili. Un grazie al ministro Salvini, da me portatrice di disabilità. Anna Maria. È vero, anche su questo fronte aumentate di molto le multe. E naturalmente io voglio sapere da voi se siete con Salvini o contro Salvini. Il nuovo codice della strada ha esagerato in qualche punto di vista? 340 6709 659. Auguri e buon compleanno al mio ministro preferito Giorgetti.
Passiamo a Romeo. Spero che Romeo parli bene. Deve sistemare la sanità comasca, non può essere gestita da Varese, non chiudere gli ospedali di Menaggio, Cantù, lasciare libero l'ospedale Sant'Anna di decidere senza aspettare gli ordini di Varese. La provincia di Como è sotto tutela di Varese. Via subito Bertolaso, la rovina della sanità. Oh, questo proprio c'ha le idee perfette. E ancora WhatsApp al 340 6709 659. Buongiorno, anche quando introdussero l'obbligo di cinture, è vero, nel codice della strada ci furono polemiche sterili, oggi è una consuetudine. Mica dappertutto, Gli adulti che usano il monopattino elettrico vanno presi a calci nel culo. Buongiorno, giusto pagare in modo adeguato un ministro, l'importante è anche però poterlo mandare a casa se non ottiene i risultati politici prefissati o se peggio rema contro. Lo ricorda sempre il professor Pezzani: nord mezzadria e imprenditoria, sud latifondo e rendita, serve l'autonomia e un federalismo, tutte politiche post-ideologiche, scrive Cesare, ma come ha detto il nostro nuovo capo qui in Lega Lombarda, Massimiliano Romeo, dobbiamo tornare a fare paura a Roma. E Molinari, se l'avete sentito prima alle 9, l'ho intervistato, capogruppo della Lega alla Camera e capo della Lega in Piemonte, ha detto insomma che per fare paura a Roma si potrebbe, faccio un giro di parole, non ha detto proprio questo, agitare lo spettro che noi usciamo dal governo se non si fanno certe cose. Tu dici, siamo in grado di agitare questo spettro oppure no? Chiedo a voi, sempre ascoltatori di Radio Libertà, ex Radio Padania Libera. Non dico di tornare a parlare di secessione, però cominciare ad agitare lo spettro, che altrimenti noi ce ne andiamo. E dove andiamo? Vabbè, intanto noi ce ne andiamo, ok? Maiali all'ingrasso, ma se fanno la fine dei maiali diventano zamponi per il Natale. Di che cavolo sta parlando? Quelli di Mediaset sono troppo ingordi di pubblicità, d'altronde però non li paghiamo il canone. Oddio, sì, lo stiamo pagando, quei 20 euro in più che paghiamo dall'anno prossimo è il canone per Mediaset. Quando comincia a diventare troppa, la gente cambia canale appena inizia, non lo sanno? Quando è troppo, la pubblicità invasiva nel programma che si sta guardando diventa insopportabile e si gira. Vabbè. Ancora WhatsApp, ragazzi, non mi fermo, perché me ne avete spediti così tanti, come minimo vi devo ringraziare mandandoli in onda. Buongiorno, volevo suggerire al ministro di rettificare la legge sulla questione velocità. Per il cittadino che lavora tutto il giorno con auto e furgoni sarebbe inevitabile incappare tra i 10 e i 40 km e quindi lavorare per pagare le multe. Propongo una regola perfetta per il governo e per il cittadino: centro urbano 50 km, strade provinciali 90 km, strade statali 110 km, autostrada 130, una tantum su tutto il territorio italiano. CQ, c'è Alessandro Morelli che sicuramente ci sta ascoltando, prende nota, e sono sicuro che sia l'automobilista che il Ministero dei Trasporti saranno accontentati, e con questa ricetta un po' meno gli enti proprietari delle strade, che a mio parere non vogliono il bene del cittadino, ma solo quello delle loro casse, scrive Giuseppe. Inasprire le pene ed accensori. Uno se sbaglia, passare con il rosso, gli ritirano la patente, prende migliaia di euro di multa. Ma che si vergogni uno che ha l'auto blu da 40 anni, si vergogni. Da donna non posso fregarmi di meno le mode delle moderne femministe. Qui parliamo di peli, di peli, ragazzi. Oggi su Libero mi dicono che sta tornando tra le femministe, oltre alla moda di essere pelose un po' dappertutto, anche la moda dei baffetti. Gliel'avete mai fatto notare una vostra amica o ex fidanzata? Oh, guarda che c'è un po' di baffetti neri e bisognerebbe tagliarli. Avreste il coraggio di dirglielo? E questa mi scrive: da donna non posso fregarmi di meno le mode delle moderne femministe. In 74 anni di vita e prima, mia nonna e mia mamma, non ho mai vissuto da sottomessa al maschio, ho sempre deciso in proprio di me stessa. Vabbè, pelosa o non pelosa? Impedire la moderna invasione barbarica del nostro paese non è inumano ma indispensabile per salvare la sicurezza del popolo e la nostra cultura. E non ho capito qui se la nostra leghista è pelosa oppure no. Voi donne della Lega, un po' di pelo secondo me ci vuole. Buongiorno. I clandestini in Alta Valle Susa
Ci sono tanti passaggi che portano in Francia. Questi clandestini cercano di superare la frontiera ma non riescono perché in zona c'è la gendarmeria che li respingono nuovamente in Italia. D'estate si vedono i clandestini addirittura con valigioni che con fatica cercano di trasportarlo giù per i sentieri. Poi Bussoleno, un'altra sede, ULX, questo sacerdote ha una sede e poi non si capisce più il WhatsApp, comunque abbiamo capito. Rotta balcanica e non soltanto, anche rotta verso la Francia che ce li rimanda assolutamente indietro. Dite a Poletti che metta più tabacco in quel che fuma. E Poletti adesso ce lo becchiamo ogni sera, avete sentito che c'è il capo della trasmissione in ferie e Poletti con quell'altra, ma io sono contento di Poletti anche perché è stato mio direttore ai tempi di Radio Padania Libera. Le solite balle filoatlantiste, peccato neppure Radio Libertà è più ascoltabile. Clic e si cambia. Margherita, cosa ho detto? Cosa ho fatto che non ti è piaciuto? Boh. Quindi dobbiamo gioire perché in Ucraina pagano le pensioni con i soldi tolti ai pensionati italiani. Armiamoci e partite! Poletti, non riesco a ritenerlo attendibile, ma una mia considerazione per quanto può valere da ascoltatrice, Pierangela, e non lo so perché non è attendibile, sì perché è passato, ha fatto il giro un po' lungo, ma per amore l'ha fatto, dai, è passato dalla sinistra ecologista, penso che adesso sia ritornato a casa, almeno spero che si fermi lì dov'è, diciamo che difende le ragioni del centrodestra nella sua trasmissione, o no? Se ho capito bene, equiparano gli stipendi dei ministri non eletti in Parlamento a quelli dei ministri eletti in Parlamento, ma perché non hanno invece ridotto gli stipendi dei ministri eletti in Parlamento a quello dei ministri non eletti in Parlamento? E Foti difende pure il provvedimento. Beh, anche noi un po' lo difendiamo, perché si chiama democrazia e equiparazione, insomma, se uno ha tante responsabilità deve essere pagato. Chiaro che un aumento di 7.000 euro mi sembra un po' esagerato e strano. Secondo me si aggiusta perché è solo un emendamento, ricordiamolo. È vero che il territorio ucraino apparteneva alla Polonia e la Russia lo aveva acquistato? Non è il caso di sciogliere la NATO, con la scusa di questo l'alleanza gli USA portano guerra in tutto il mondo appropriandosi di tutte le materie prime. Qui ci siamo riferiti alla trasmissione di Giulio Cainarca che trovate facilmente sul podcast nel sito radiolibertà.net. Bello a sentire Poletti, l'Ucraina sembra Disneyland, buon divertimento. Il PIL italiano sarà salvato dalle nuove risorse, le imprese dei profughi ucraini. Zitti, magari ci imbeccate, L'Ucraina, appena vinta la guerra, cederà il Donbass fino al Dnipro, manderà via Zelensky, non entrerà mai nella NATO, hasta la vittoria sempre. Ci avete le idee ben chiare quest'oggi. Interessante intervista per par condicio, attendiamo intervista a Nikolai Lilin. E ancora, ma che cavolo dite? Diamogli il Nobel a Zelensky. La guardate la realtà? Punto di domanda. Certo che Mattarella sarà triste. Arriva in Italia Milei, lo saluta e poi di corsa va dalla Meloni ad Atreju. Arriva il presidente del Libano e la stessa scena. Salutino a Mattarella, poi dalla Meloni. Praticamente il nostro biancopelo non lo caga nessuno. Delle sue continue esternazioni frega nulla. Ma no, cosa dici mai? E poi un messaggio audio. Sentiamolo. Non sapevo che attività mettere in piedi, però sentendo la tua rassegna stampa ho deciso di aprire una coltelleria, macetteria e anche vendere asce. Penso che sia un mercato in continua espansione. Assolutamente sì, te li ritrovi tutti lì, marocchini, nigeriani, buongiorno vorrei un macettino tascabile, te lo comprano subito. Ci fermiamo, c'è la pausa, c'è Acerbis, c'è la canzone indipendente, cos'è che c'è in programma? Bello, quello di Fidanza Jazz Combo, suonatemi un blues e poi ancora in vostra compagnia ci sono gli appuntamenti da non scordare targati Lega e poi restate lì. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea
Alberto Acerbis. Buongiorno care amiche, buongiorno cari amici, ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Questa mattina voglio parlarvi di una cosa straordinaria, di un momento particolare, di un momento importante per la nostra Italia. Se amiamo l'Italia, dobbiamo amare anche i suoi prodotti, i suoi figli, che alla fine sono i suoi frutti. Siamo in piena raccolta delle olive, stiamo producendo l'olio nuovo, qualcosa di straordinario, la produzione quest'anno è un po' migliore dell'anno scorso, anche il frutto si presenta bene. Quindi a tutti coloro che ci conoscono già, a tutti coloro che vogliono provare l'olio extravergine di oliva Acerbis, la grande offerta è di ricevere 6 bottiglie di olio Acerbis da 1 litro direttamente a casa vostra, chiaramente estrazione a freddo, chiaramente 100% italiano di olive italiane. 6 bottiglie da 1 litro di olio Acerbis a casa vostra, parlo dell'olio novello, 84 euro. Il trasporto è gratuito, chiamate 030 68 44 08 o visitate olioacerbis.com. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Ma che simpatica questa Suonatemi un blues di Fidanza Jazz Combo. In duo, in trio, fanno base tra Abruzzo e Lazio, ma girano un po' da tutte le parti, non solo in Italia. Un rock spagnolo in omaggio a Natalino 8, e vai, che abbiate 20 anni o 95, signori, andate a rispolverare le storiche canzoni di Natalino 8, trovate tutto quanto su YouTube e sugli store digitali da parte di Fidanza Jazz Combo, radiofonici come non mai, ma assolutamente non trasmessi dalle radio blasonate. 11:35, il buongiorno si sente dal Varin. Dai, forza, il nostro pensatoio prosegue. Inviate i vostri messaggi commentando le notizie del giorno al 340-6709-659. Oggi abbiamo un po' più di spazio per voi, per cui io lo uso alla grande. La polemica con Vasco Rossi, certo che ha detto che sta cosa, insomma, che se ti fai lo spinello e poi vieni arrestato, mamma mia, ma soprattutto la polemica sul fatto che anche dopo qualche giorno si ha in corpo delle tracce, saresti ugualmente colpevole. Una volta mi piaceva Vasco, ma adesso gli ho cambiato il cognome in Reggiando e non mi piace più. E poi un altro WhatsApp audio, sentiamo sul cursore. Non sapevo che attività mettere in piedi. È quello dell'attività, perdonami, l'abbiamo già sentita prima. Ecco un altro audio, eccolo qua. D'accordo con colui che parlava prima, che Salvini, la Lega, era un po' tentennante con l'Ucraina. Per niente d'accordo, perché per aiutare l'Ucraina, che abbiamo accolto tutte quante, eccetera, e mandare armi su armi, anche se erano lì in magazzino quelle armi, ma le dobbiamo poi sostituire e rompere definitivamente con la Russia, non prendere più il gas dalla Russia. Ci siamo impoveriti noi. È chiaro questo qui, diteglielo a costui che non ho presente come si chiama. Veramente. Noi abbiamo sbagliato a seguire l'Europa, la von der Leyen, la Ursula, per rompere definitivamente con la Russia ed aprire le porte all'Ucraina. Abbiamo sbagliato e questo la Lega lo deve rivendicare. Capito, è chiaro. Ciao Sammy, fammi capire, se prendo un Oki per il mal di testa e mi metto alla guida, sono fuori per il nuovo codice della strada? Così ho sentito, mi sembra decisamente un po' troppo. Sammy, stanno venendo fuori tutti i fanatici degli spinelli, guarda caso tutti quelli che amano drogarsi e amano che ci siano gli spacciatori. Quanti sono quelli che dicono che degli spinelli non fanno nulla? Prima si comincia con i spinelli, poi altre sostanze ancora più spericolate e infine si mettono alla guida per provare nuove emozioni. E ancora, l'autonomia non la vuole chi passa la vita a trastullarsi e non ha voglia di lavorare. Guarda caso, le regioni rosse di vergogna. Buongiorno Sammy, non voglio commentare Vasco Rossi, se no vado al basso. Un abbraccio e un saluto. Dino Angelini, uella, anche lui ci ascolta. Sono la Triestina vecchia, è venuto Salvini a Trieste, ha parlato ovviamente con la giunta comunale e quella regionale, purtroppo non con il comitato Novo Via. Mi dispiace tanto perché perderà tanti voti alle prossime elezioni. Ma insomma non si può parlare proprio con tutti. Sammy, si riferiscono tutti a Ugo Poletti, che cavolo, grazie di avermelo ricordato, l'ospite di Giulio Cainarca. Personalmente non mi è mancato per niente, scrive Raul da Cesano. Chiedo scusa, ma effettivamente dirà occupato in redazione, non ho seguito. Mea culpa. Sammy, adesso sono loro della sinistra che fanno i piagnoni e bisogna dirglielo, perché loro, quando la Meloni si difende dalle loro critiche, allora una piagnone è una vittima. Sì, piagnone è tu, piagnone io. Caro Sammy,
È giusto che un tossico possa viaggiare alterato con il rischio che possa fare incidenti e passare in giudicato solo perché ha la scusante che il test della droga può risultare positivo o retroattivo? Un'altra buona legge sarebbe quella di estendere l'esame del capello a tutti i politici seduti in Parlamento che prendono decisioni sulle nostre teste. È vero, se n'era parlato in passato e qualcuno ci aveva anche provato. Prima sperperiamo debito pubblico per armi e guerra, poi pensiamo alla ricostruzione, sempre con i nostri soldi. Per caso è un altro 110%? Vasco, bevi la Coca-Cola che ti fa bene. E invece io, signori, intanto che prendo fiato e apro anche le linee, visto che abbiamo una manciata di minuti in più quest'oggi, chi vuole entrare in onda con Sammy Varin può chiamare adesso 0292947222. Ti mando in onda, caro Francesco, dal mio computer una canzone che non ti aspetti. Senti un po'. Ho fatto apposta a mandarvela in onda. Il vento del nord dei Nomadi non era la versione originale, quella che mandavamo in onda ai tempi quando Matteo Salvini conduceva la trasmissione alle 9:30 del mattino, però il pezzo è quello. Che si fa, ragazzi? Torna forte a soffiare il vento del nord. 340 6709 659 e vi inquadro il quotidiano Il Tempo. La Lega Lombarda Romeo, ora il nord torni centrale. Il capogruppo del Carroccio al Senato è il nuovo referente per il partito di Via Bellerio in Lombardia, è il nuovo segretario della Lega Lombarda, che referente non mi piace come termine, è il segretario della Lega Lombarda che è molto più pesante come termine, è il nostro capo. È il nostro capo, il capo di tutti noi militanti, chi vi parla lo è, e il capo deve fare il capo e soprattutto anche deve cominciare a minacciare Roma. Stiamo desumendo questa cosa, anche leggendo appunto la rassegna stampa di quest'oggi e entrando anche su altri quotidiani, su Repubblica, Romeo, la Lega deve parlare al nord, la svolta a destra non ha dato risultati e se volete ancora più avanti, sto girando, eccomi qua, sono sul quotidiano Libero, la Lega torni a fare il sindacato del nord e a spaventare Roma. Mi commentate questa frase che secondo me è molto potente ma anche molto importante. Dobbiamo tornare a spaventare Roma. Si può spaventare Roma lavorandoci ancora a Roma? Direi di sì. Anche perché ci abbiamo sempre lavorato a Roma, fin dai tempi quando avevamo una rappresentanza minima, ma qualcuno a Roma c'era e magari si chiamava proprio Umberto Bossi.
Il capo dei senatori è stato eletto per acclamazione segretario regionale della Lombardia. No a nostalgie, ma guai a dimenticare le radici. Salvini è un amico, lavoreremo per dargli spunti utili alla linea politica. Oggi sul quotidiano Libero ha intervistato Massimiliano Romeo, a cui naturalmente facciamo gli auguri di buon lavoro. A un certo punto Libero con Fabio Rubini chiede a Romeo: senatore, non è che vuol tornare alla secessione? Lo chiediamo perché il suo è stato un discorso molto identitario. Guardando Salvini ha detto: Matteo, se non parliamo più del nord, al nord non ci votano più. Cosa intendeva con questa frase? Risponde Massimiliano Romeo che se da un lato è giusto non vivere di nostalgie, e quindi la secessione, purtroppo, dico purtroppo, ero uno che la voleva, non si può fare, dall'altro la Lega deve stare attenta a non snaturarsi. Ok, ma come si fa a conciliare la Lega nazionale con la salvaguardia dell'identità e la difesa dei territori? Bella domanda. Prendendo spunto da modelli esistenti in alcuni paesi europei. Prenda per esempio la CSU bavarese, che è una forma identitaria del territorio, ma che allo stesso tempo appartiene alla famiglia dei cristiano-democratici tedeschi della CDU. In questo senso la Lega Lombarda, che appartiene alla famiglia della Lega Salvini Premier, dovrà avere una sua autonomia politica territoriale. Secondo lei la Lega è più di destra o di centro? Viene chiesto a Romeo e lui risponde: nell'immaginario collettivo la destra è rappresentata dalla Meloni, il centro da Forza Italia. La Lega invece è sempre stata considerata il partito del territorio, identità che abbiamo un po' smarrito. Presi come siamo stati nel cercare un nuovo spazio politico, ci siamo dimenticati di coltivare il nostro. Se non riprendiamo il concetto di sindacato del territorio, rischiamo di diventare la copia degli altri, e tra la copia e l'originale sappiamo tutti che gli elettori scelgono l'originale. Sempre durante la sua relazione congressuale ha lanciato l'idea di una corrente nordista, risponde Romeo. Io credo che se ben gestita possa essere funzionale ad aumentare il nostro potere contrattuale con Roma. In passato, se non avessimo parlato di secessione e indipendenza, ascoltate bene, se non avessimo parlato di secessione e indipendenza, dice Romeo, credete davvero che a Roma avrebbero inserito in Costituzione l'autonomia? È vero, l'ha inserita il PD poi per fermare la Lega. E poi mi scusi, anche Forza Italia ha lanciato una corrente nordista, e questo è vergognoso. Con tutto il rispetto, non vorremmo mica lasciare a loro questo spazio politico. Ci mancherebbe. Diciamo che se devo fare una critica, dovevamo essere noi i primi a lanciarla, magari facendo squadra, e io lo dico da 10 anni, con quelli che vogliono più indipendenza, più federalismo, più autonomia, ok? E che poi è chiaro, se non li caghi e questi fanno il loro partitino e vanno a spostare i voti, sì, verso il PD. Si è detto che lei e chi la supporta sareste contro Matteo Salvini, ti immagini? Nulla di più falso, dice Romeo. Noi della comunità leghista dobbiamo avere rispetto per Salvini, così come lo abbiamo avuto per il fondatore Umberto Bossi e per Roberto Maroni. Noi siamo qui oggi per dare idee e spunti di riflessione a Matteo in vista del congresso federale del prossimo anno. Anzi, ne lancio una subito. Organizziamo una 2 giorni, così come proprio su idea di Salvini abbiamo fatto in Lombardia all'epoca di Maroni. Ci siamo seduti a parlare ed è uscita tra le altre idee, quella dei nidi gratis. In questi anni, complice anche la pandemia, abbiamo perso l'abitudine di parlarci e ragionare. Facciamolo e discutiamo insieme del momento che sta attraversando la Lega. Ultima cosa, ha detto di essere andato a trovare Bossi. Come l'ha trovato? Ci sono andato il 1° dicembre per dirgli che mi candidavo alla guida della Lega Lombarda. Ogni tanto 2 chiacchiere col capo fanno bene. E così Massimiliano Romeo sul quotidiano Libero, che non mostra la foto del capo Umberto Bossi con la tessera in mano, che però non è quella della Lega.
WhatsApp, certamente, signori. Chi vuole commentare lo può fare in questo momento, anche in diretta se vuole, chiamando 0292947222, ma lo so che a quest'ora siete impegnati in giro, de chi, de là, de so, de giù, e allora sono sommerso ancora una volta di WhatsApp al 340 6709 659. C'è un messaggio audio, sentiamolo. Quella. Sì, provo. Sì. Ah. Urca. Urca. Bravo. Bravo. È che qui abbiamo i vaschi rossi, capito? Che poi si fanno i soldi con i concerti a cui andiamo anche noi della Lega, e quindi con i piddini così forti. E come si fa adesso? Cavolo, se fumi uno spinello e ti metti alla guida, ti tolgono la patente, non va mica bene. Ho i brividi, grazie Sammy, non so su cosa, ma mi ha fatto piacere averteli fatto venire per il vento del nord dei nomadi, lo so. Ricordiamolo ancora una volta che in Germania non da 10 anni ma neanche da 20 è assolutamente normale che quando si esce a cena ci sia una persona della compagnia che non beve, e quello è quello che vi riporta a casa. Ma dove sta il problema? Mica sempre quello, non è mica lo scemo della compagnia, ci mancherebbe. La volta dopo un altro fa la stessa cosa, lo so, è una sofferenza, ma quello ti salva la patente, ma soprattutto la vita. Ripristinare sulla notizia è una delle migliori trasmissioni. Ci sono passati Varin, Romeo, Morelli, Salvini, certo, un po' tutti quanti, tutta la dirigenza della Lega. La palestra l'ha fatta qui a Radio Libertà, quando ci chiamavamo ancora Radio RPL e Radio Padania Libera. Salve, non sono leghista, ma sono d'accordo con voi sulla linea da tenere contro gli emigrati, e credo che Salvini venga condannato in primo grado, assolto solo alla fine, questo sempre grazie ai suoi colleghi che lo hanno tirato in pasto ai giudici. Saluti e buon lavoro, Enzo da Roma. Non ho capito se lo vuoi condannato oppure no, e comunque noi facciamo il tifo perché non vada in galera. Un altro WhatsApp al 340 6709 659, sentiamolo. Allora, sono sempre io, Sammy. Prego. Forse non si è sentito bene il messaggio che ho mandato prima. Vai. Allora lo ripeto, praticamente se qui in Germania, che io sono della Germania, mi chiamo Salvatore, vivo e lavoro in Germania, se qui in Germania vai in giro con 2 birre in corpo ti tolgono la patente e devi rifare il corso completo per poter riavere indietro la patente. Certo. Se ti trovano con la droga non te la danno proprio più la patente. Ti ringrazio. Forse è meglio quella della Germania o quella dell'Italia? Naturalmente questa ve la mettiamo sul tavolo, questa birra in più, e naturalmente pensateci e meditate anche all'interno della vostra famiglia, signori, con i vostri figli, con i vostri nipoti, che magari qualcuno la pensa in modo diverso, ed è giusto parlarne anche nei talk show magari di questa argomentazione. È un argomento ostico, anche la sinistra preferisce non parlarne perché poi si fa la figura di essere dalla parte di chi si droga e poi prende in mano l'automobile. Già. Appuntamenti da non scordare targati Lega, ragazzi, tante cene, pranzi natalizi, andate sul sito legaonline.it. Ma se mi ascoltate da Arezzo, c'è Roberto Vannacci venerdì 20 dicembre ad Arezzo, unica data per tutto il centro Italia, al ristorante Fuori Menù di via Castelsecco 2/8. A proposito di Vannacci, lo dovremo avere domattina alle ore 9 per il Qui Europarlamento, il generale Vannacci in diretta con voi. Spero che mi sia confermato l'evento. Sabato 21 dicembre la cena di Natale con la Lega Giovani a Bergamo, ristorante Danisio, via Marchesi, Torre dei Roveri. Chiaramente contattate le sezioni locali della Lega. Il 22 dicembre cena provinciale di Natale Lega Salvini Premier a Pisa, ristorante Ariete, via Mattei 9 a Ponsacco.
Venerdì 20 dicembre alle 20 l'agriturismo AK di Navaroi vi aspetta a Vogogna, Verbano, Cusio, Ossola, con la cena di Natale insieme ad Alberto Gusmeroli, Alberto Preioni, Enrico Montani e naturalmente il capogruppo Riccardo Molinari, il capo in Regione Piemonte. Cos'altro manca? I mercatini di Natale, con un grande saluto al duo Mazzola, che ancora mi ricordate che sono venuti a trovarci con le fisarmoniche l'altro giorno. Vi ricordo i mercatini di Natale. Il consiglio del Semivarine è di frequentare proprio quelli dove c'è ancora la bella roba artigianale da acquistare, non regalate cinesate almeno a Natale, santa polenta. Il 21 dicembre, mercatini ad Albino in provincia di Bergamo, dalle 15 il duo Mazzola, papà e figlio suonano le fisarmoniche. Il 24 la vigilia di Natale, animazione con la messa a San Paolo d'Argone, Bergamo, a partire dalle 21, notte di Natale animata con le fisarmoniche anche alla Chiesa delle Grazie di Bergamo a partire dalla mezzanotte, con le pastorelle notturne in Valle dell'Ugio. Il 26 di dicembre Santo Stefano, pastorelle in Piazza Duomo a Milano con la musica del duo Mazzola. Chiaramente siete ancora in tempo a contattare il duo Mazzola su Facebook e invitarli a suonare anche sotto casa vostra. Scusa, non mi sono spiegato, non voglio Salvini in galera, al contrario. E adesso il ponte, saluti da Enzo. Grazie Enzo, grazie a tutti voi, me ne vado, certo. Grazie a Francesco in regia, grazie qua, grazie là, grazie su, grazie... No, ma se vuoi se resto ancora un po', no? Grazie a tutti quanti, certo, io torno domani alle 7:30. Avete ascoltato